Le banchine cominciano a popolarsi di castelli di sabbia e fortezze inespugnabili, via le scarpe sulle ciabatte e si passeggia in riva al mare. È ufficialmente iniziata la stagione estiva e spiagge, battigie e camminamenti si affollano di persone. Grandi numeri quelli dell'apertura stagionale a Jesolo, complici le temperature più che miti che hanno lanciato il litorale già nel mese di aprile. Il movimento, i nostri clienti affezionati, sia vicini ma anche stranieri provenienti dall'Austria ma anche dalla Slovenia, dall'Ungheria, ricordiamoci che i paesi dell'est sono sicuramente flussi turistici in crescita, ci hanno dato un ottimo aprile per gli alberghi che erano aperti e quindi le prospettive sono sicuramente delle prospettive per la stagione importanti. Bene il primo weekend di maggio in cui molte persone hanno approfittato del Ponte Lungo. Il tasso di occupazione è intorno al 95%, in alcuni alberghi anche il 100%. Una stagione che inizia bene e non manca l'ottimismo tra gli albergatori nonostante la guerra in corso e i rincari che essa comporta. Riscontri che poi possono esserci nell'aumento dei prezzi del petrolio, nei movimenti, nelle tratte aeree, abbiamo molti clienti che arrivano in aereo e quindi questo ci preoccupa. Ci preoccupano gli aumenti della benzina perché sicuramente rendono tutti più poveri, quindi sicuramente ci sarà una riduzione in quelli che sono i tempi di permanenza nella località. Siamo ottimisti, le previsioni per la stagione sono di un ottimo tasso di occupazione, siamo circa 2-3 punti percentuali sopra l'anno scorso. Primo fine settimana di caldo ed i lidi ufficialmente aperti e le strade verso i litorali si bloccano, complici anche gli incidenti alle porte delle città marittime. Ma nonostante questo, chi è a casa non rinuncia ad andare al mare. Una necessità dopo tanti mesi d'inverno e di freddo. È bellissimo, è sempre un piacere venire qui. Sì, assolutamente, è una giornata bellissima. A noi il mare piace tantissimo, quindi più stiamo qui meglio stiamo, quindi sarà molto facile che torneremo per qualche weekend. Jesolo è un classico, siamo venuti con i nostri amici tutti quanti, tutto bene qua. Avete approfittato del sole? Certo, le prime giornate di mare è sempre belle. Fosse così tutto l'anno.